Momenti di tensione questa sera a Cosenza durante la manifestazione contro il DPCM e la zona rossa. I manifestanti chiedono il diritto alla salute e cercano di occupare lo svincolo di Cosenza Sud. È un nuovo record di contagi oggi in Calabria, dove i positivi raggiungono quota 443. Preoccupa l'incremento nel Cosentino, 4 i morti. Mentre la pandemia avanza in maniera preoccupante in Calabria, scoppia il caso commissario. Cotticelli si difende in TV: non ero io in quell'intervista, e Zuccatelli, il designato, dice sarò in Calabria martedì, ma esplode la rabbia dei cittadini che dicono basta. Con un fax inviato alla Regione, il Ministero della Salute avvertiva dell'imminente pandemia, specificando che la Calabria era tra le regioni con maggiori difficoltà sanitarie. Adesso il virus avanza forte in Calabria, gli ospedali sono in affanno, gli anestesisti prevedono un raddoppio dei ricoveri nei prossimi giorni. Da un sondaggio di Open Calabria risulta che il 65% degli intervistati è favorevole alla zona rossa e ha paura del virus. La Coldiretti disegna uno scenario preoccupante per le famiglie calabresi. A Natale 4 milioni di poveri e il 14% solo in Calabria. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli: una manifestazione oggi sia a Cosenza che a Catanzaro contro il DPCM e contro la decisione di istituire in Calabria la zona rossa. Rabbia e preoccupazione da parte dei dimostranti, che a Cosenza sono arrivati anche allo scontro con la polizia. Vediamo. Si sono vissuti momenti di tensione oggi pomeriggio a Cosenza durante la protesta organizzata per dire no alla zona rossa e al DPCM. I manifestanti hanno organizzato un presidio permanente davanti all'ingresso della 2 del Mediterraneo a Cosenza Sud. Quello che chiedono si riassume in 4 punti: un piano sanitario straordinario, reddito per chi è colpito dalla crisi, dimissioni del governo regionale e stop ai commissariamenti. Siamo stanchi di questo immobilismo, fanno sapere, il momento che i calabresi abbiano un'unica voce e pretendano una sanità vera e senza logiche di lobby. Hanno tentato di bloccare lo svincolo autostradale oltre un centinaio di dimostranti, cercando di forzare il blocco della polizia schierata in assetto antisommossa. Un manifestante è rimasto ferito durante la carica delle forze dell'ordine. Del nuovo record di contagi oggi in Calabria, i positivi raggiungono quota 443, preoccupa l'incremento nel Cosentino e si registrano altri 4 morti. Aumentano vorticosamente i contagi in Calabria, oggi si registra un nuovo record di positivi, sono 443, mentre sono 2196 i tamponi effettuati. In totale le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 7.908, quelle negative 290.154. Preoccupa l'incremento dei casi nel Cosentino e nel Reggino. Vediamo come sono suddivisi: a Cosenza 199, 18 a Catanzaro, 48 a Crotone, 5 a Vibo Valentia e 173 a Reggio Calabria. Aumentano i ricoveri ospedalieri, 256 in reparto, mentre sono stabili quelli in terapia intensiva con 16. E mentre la pandemia avanza in maniera preoccupante in Calabria, scoppia il caso del commissario. Cotticelli si difende in TV e dice non ero io in quella intervista. E Zuccatelli, il designato, dice sarò in Calabria martedì, ma esplode anche la rabbia da parte dei cittadini che dicono basta. Dobbiamo rassegnarci? No, mai. Altrimenti lasciamo ad altri il compito di decidere per noi e non possiamo più consentirlo a nessuno. Ci spiace dover constatare i troppi silenzi istituzionali sulle ultime vergognose e umilianti vicende. Proviamo a capirci qualcosa. Il generale Cotticelli in TV spiega che non era lui nell'intervista rilasciata ad Articolo Quinto, lasciando capire che è rimasto vittima di un cortocircuito sul quale egli stesso ha assicurato: sto indagando. Sembrava la mia controfigura, dottore. Io non so
in quel momento che cosa mi sia successo. L'ex commissario dice e non dice, lancia accuse e poi ritratta. Se la prende con il clima che si respira in Calabria. Dice anche che si è visto accollare 100 milioni di euro, un debito del 2014, senza specificare con esattezza chi lo abbia fatto, ma solo con allusioni. È successo di tutto in un'ora e mezza di trasmissione, di tutto e di più. La narrazione della Calabria, anche per l'intervento del sindaco di Napoli, è da fare accapponare la pelle. Capitolo Cotticelli chiuso? Può darsi che sia così, anche perché c'è molto non detto che non è emerso. Si volta pagina? Nelle intenzioni del governo sì, ma non in quella dei calabresi, che mai come questa volta avvertono il peso di una situazione insostenibile. Arriva Zuccatelli? Altro campione con altre problematiche e sul quale pesano dichiarazioni imbarazzanti, non solo la mascherina non utile per proteggersi dal virus, quanto una visione della sanità che non garantisce i cittadini. La mascherina non serve a un cazzo, ve lo dico in inglese stretto, ok? Bufera su bufera, barzelletta su barzelletta, per una regione che non merita di essere trattata così. Qui, è inutile nasconderlo, non funziona nulla, gli ospedali sono allo stremo, l'emergenza coronavirus è gestita con approssimazioni disarmante, il tracciamento è saltato e chi si trova a casa in quarantena fiduciaria non ha nessuno che lo assista. Non abbiamo ancora capito se la Calabria ha un piano anti-Covid, chi ne è il responsabile, dove sono finiti i soldi inviati da Roma per finanziarlo. Non abbiamo nemmeno capito il ruolo del commissario Arcuri, più volte tirato in ballo da Cotticelli, ma senza chiarire il ruolo che ha svolto in questa ennesima tristissima vicenda. L'indignazione è palpabile in Calabria, che almeno questa volta non ha alcuna intenzione di accettare scelte che reputa dannose per la sanità regionale, già gravata da 1000 problemi dopo 10 anni di inutile gestione commissariale. E a proposito del governo regionale, è stato scelto un super esperto per affrontare la pandemia da Covid-19, è stato scelto tramite un decreto firmato oggi dal presidente facente funzioni Nino Spirlì, che in considerazione dell'emergenza sanitaria per la quale a partire dal 6 novembre scorso la Calabria è stata individuata come zona rossa, ha ritenuto di dotare l'esecutivo di una consulenza di alto profilo professionale. Si tratta del direttore di cardiologia del Policlinico Universitario di Tor Vergata di Roma, Francesco Romeo, e avrà il compito di dare supporto specialistico nelle attività di competenza dell'ente e di verificare l'effettiva adozione da parte dei soggetti competenti di tutte le misure necessarie per fronteggiare la diffusione del coronavirus ed evitare gravi pregiudizi alla salute pubblica. Romeo, calabrese originario di Fiumara di Muro, svolgerà la sua attività a titolo gratuito. Lo scorso 16 marzo era stato scelto dal compianto presidente Santelli quale membro della task force a supporto dell'unità di crisi regionale proprio contro l'emergenza Covid. E c'è un documento inviato dal Ministero della Salute alla Regione che avvertiva dell'imminente pandemia, specificando che la Calabria era fra le regioni con maggiore difficoltà sanitaria. Il documento risale al 31 gennaio del 2020. Questa è la circolare inviata alla Regione dal Ministero della Salute. La data, vedete, del 31 gennaio 2020. Prima dunque che il nostro territorio venisse colpito dalla pandemia, ben prima dei vari DPCM, del lockdown, delle chiusure. Ebbene, in questa lettera si forniscono elementi per la sorveglianza e il controllo dell'infezione. C'è però anche quest'ultima parte interessante che riguarda nello specifico proprio la Calabria, in cui si legge: con riferimento alla gestione dei potenziali casi di coronavirus si rappresenta che tra le regioni la Calabria risulta essere quella con maggiori difficoltà di gestione dell'emergenza epidemiologica, non essendo dotata di una struttura specifica a tal fine dedicata. A tal riguardo, si legge ancora in questo documento, si sottopone alle valutazioni l'individuazione di una figura specificamente incaricata di sovrintendere a tale situazione di emergenza. Lo ripetiamo, il documento è datato 31 gennaio 2020. Ebbene, da allora cosa è stato fatto? Nulla. Ancora non si capisce di chi sia la responsabilità, o meglio si assiste al solito scaricabarile mentre gli ospedali sono in affanno, mentre aumentano i pazienti Covid, mentre i sanitari sono stremati. Una situazione che è sotto gli occhi di tutti, ma come sempre a pagare sono i cittadini di questa terra.
Adesso parliamo dell'intervento dell'Ordine dei Medici sulla gestione commissariale. Parla il presidente Eugenio Corcioni che evidenzia le criticità della gestione monocratica. Sentiamo. Presidente, indubbiamente la pandemia ha aggravato una situazione già difficile in Calabria per quanto riguarda la sanità. C'è una posizione dell'Ordine dei Medici per quanto riguarda proprio la gestione monocratica commissariale di questo settore vitale per la nostra regione. Qual è il vostro punto di vista? Purtroppo la gestione commissariale, che dura già da troppi anni, e tanti, e forse troppi commissari abbiamo già visto in Calabria, ha dato risultati pessimi. Il dato è proprio che il sistema non funziona in questa maniera, anche perché tutti i commissari hanno dimostrato una profonda ignoranza delle problematiche specifiche della Calabria. E non si può pensare di gestire un territorio senza essere del posto, conoscendo problematiche del posto. Mi sembra quasi un meccanismo punitivo, ingiustamente punitivo, e nello stesso tempo anche, mi lasci dire, di sciacallaggio politico, quello di appropriarsi ancora una volta delle spoglie della sanità calabrese per 3 anni, perché tanto prevede questo decreto, che non mi risulta essere ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 2 anni più 1, in un sistema ancora più monocratico, dove questo commissario, chiunque esso sia, poi si sceglierà in maniera del tutto, voglio dire, arbitraria i direttori generali, che poi chiamerà commissari. Perché dico arbitrario? Perché non deve tener conto nemmeno dei titoli, la qual cosa è veramente offensiva in un momento in cui noi viviamo una situazione tragica, perché non si è fatto nulla per organizzare. Noi ci troviamo con le nostre debolezze più una pandemia in atto. E beh, in tutto questo io ci vedo invece la voglia di lavorare in fretta e produrre risultati. Che cosa? Invece la voglia di organizzare una macchina elettorale per le prossime elezioni regionali. Questo è qualcosa di intollerabile. Noi temiamo un ulteriore gravissimo fallimento. Quindi è un appello accorato quello di rivedere questa metodologia, si vuole Zuccatelli, con tutti i limiti e con tutte le cose che conosciamo, non mi interessa, ma affianchiamolo da persone calabresi strette, che abbiano ruoli, che possano consultarsi con le realtà calabresi. Non si va da nessuna parte con un uomo solo al comando. Intanto, in attesa della realizzazione del potenziamento della rete ospedaliera nell'ottica del contrasto al Covid-19, gli ospedali calabresi hanno dato inizio ad una riorganizzazione fai da te. I posti disponibili rischiano di non essere sufficienti. Gli anestesisti italiani lanciano l'allarme. Nei prossimi 7 giorni ci sarà un possibile raddoppio dei ricoveri. A Catanzaro, intanto, il primario di malattie infettive Cosco dice: molti pazienti attendono di essere ricoverati. Il Covid-19 conquista spazi negli ospedali calabresi. Mentre fuori dai nosocomi si litiga su ciò che si poteva e doveva fare, tra le corsie ci si arrangia per far posto ai tanti contagiati che hanno bisogno di assistenza e cure. A Cosenza si è saliti a quota 86 ricoveri tra i reparti di malattie infettive, ospedale di Rogliano, pneumologia, geriatria e rianimazione, dove 4 pazienti su 15 sono intubati. È evidente che, per quanto ci sia dati da fare per ampliare gli spazi disponibili, l'ondata di contagi stia costringendo l'azienda a cercare alternative. Per alleggerire la pressione sui reparti e accogliere nuovi pazienti è ormai prassi consolidata quella di dimettere soggetti ancora positivi ma in grado di essere gestiti a domicilio. L'altra chance è quella di attivare centri Covid negli SPOC sparsi sul territorio provinciale. Accantonata, almeno per il momento, l'ipotesi di utilizzare nuovamente l'ospedale di Cetraro, è stato il Giannettaccio di Rossano il primo ospedale ad accogliere pazienti Covid. Sono 3 i malati di Covid attualmente ricoverati, un quarto non ha fatto in tempo ad entrare nella propria stanza ed è ceduto nella stanza di isolamento del pronto soccorso, dove stazionava dal 4 novembre in attesa del risultato del tampone, giunto positivo ma postumo. Nella speranza che, dalle misure introdotte dall'ultimo DPCM, derivino presto benefici, l'Associazione Anestesisti prevede un aumento vicino al raddoppio dei ricoveri nei prossimi 7 giorni sul territorio nazionale. I contagi in aumento mettono sotto pressione le 2 strutture ospedaliere di Catanzaro. Al Pugliese e al Mater Domini si attende l'ampliamento dei posti letto, 54 quelli occupati attualmente e 7 pazienti in intensiva. Non facciamo nemmeno in tempo a dimettere i pazienti
che subito c'è la fila al pronto soccorso. Da ieri sera a stamattina ne sono arrivati 6 che stanno attendendo la possibilità di essere ricoverati. È veramente qualcosa di drammatico. Devo dire pure che, premetto, non sono l'avvocato difensore di nessuno, però sabato pomeriggio abbiamo fatto una riunione di collegio di direzione e si è stabilito di aumentare la dotazione dei posti letto per Covid di altri 30. È molto triste, probabilmente ci ha fatto piacere pensare che il caldo avesse la possibilità di uccidere il virus, e abbiamo creduto a chi diceva che il virus se n'era già andato. Io ho sempre detto che questa era una pura illusione e i dati purtroppo ci hanno dato ragione. Noi, e non parlo solo per me e per i miei colleghi, ma per tutti i colleghi della regione, garantisco che stiamo facendo i salti mortali per dare la giusta assistenza a tutti. Affollato anche il GOM di Reggio Calabria, 70 ricoveri tra malattie infettive e pneumologia e 5 in terapia intensiva. Qui saranno riattivati 12 posti di terapia intensiva nel centro trapianti midollo osseo e grazie a una serie di trasferimenti di reparti, altri 28 posti saranno destinati alle malattie infettive nell'ex ortopedia. A Crotone il reparto Covid è stato portato da 15 a 40 posti letto. La crisi delle strutture riaccende le polemiche sulla mancata realizzazione degli ospedali previsti nella rete territoriale della regione. A Palmi, dove sono 123 i soggetti positivi, si protesta per il fantomatico ospedale della Piana e a Cariati si torna a parlare del Cosentino, ospedale dismesso nel 2010. E anche il sindacato interviene sulla sanità alle nostre latitudini e in particolare sulla situazione del Reggino. Non fa mistero la CGIL nel definire trincea la situazione quotidiana nella quale si trovano gli operatori sanitari degli ospedali di Reggio Calabria e provincia. Il sindacato scrive in una nota stampa che il grave ritardo nell'organizzazione e nella gestione dell'emergenza pandemica si ripercuote inesorabilmente su chi si occupa dei pazienti Covid. Sono definite disarmanti le condizioni in cui operano medici, infermieri, OS e tutti gli altri collaboratori attivi nei vari reparti. La CGIL ricorda che si lavora ininterrottamente nelle aree Covid su pazienti il cui carico assistenziale risulta elevatissimo, stante il numero esiguo degli operatori costretti peraltro, a causa della particolarità del servizio, a lavorare ben oltre le 7 ore previste. La CGIL dunque chiede in tempi brevissimi il potenziamento del personale addetto all'assistenza affinché sia garantito il necessario ricambio. La CGIL non esclude nemmeno un supporto di natura psicologica. Intanto domani resterà chiuso il Tribunale di Cosenza per sanificare proprio l'intero stabile. Tutte le udienze saranno rinviate a data fissata con un provvedimento successivo. Intanto molti sindaci hanno deciso di chiudere alcune scuole per evitare proprio il diffondersi della pandemia. Contagi in aumento nella nostra regione, solo oggi si è superati i 400 positivi e preoccupa e non poco la situazione in 2 aree della Calabria. L'appello dei pediatri è di evitare di mandare i bimbi a scuola in presenza perché i prossimi giorni saranno cruciali per il rischio di diffusione pandemica. E così molti sindaci hanno emesso ordinanze di chiusura degli istituti scolastici, così come è accaduto a Rende, dove è stata disposta la chiusura in via preventiva da domani e sino al prossimo 21 novembre, fatta esclusione per gli asili nido. Il sindaco Marcello Manna ha detto in una nota che la situazione nelle scuole della nostra città è al momento quella più delicata e richiede maggiori attenzioni e per questo ho firmato l'ordinanza relativa alla chiusura in via preventiva, una decisione presa dopo l'interlocuzione con l'azienda sanitaria provinciale e i dirigenti dei plessi rimasti aperti. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, oltre alla sistemica assenza di sistemi periodici di sorveglianza attiva preventiva sul personale docente, amministrativo e sugli studenti e alle
evidenti criticità da parte delle ASP territoriali ad eseguire test diagnostici su coloro che presentano sintomi correlabili a patologie legate al Covid-19 si sta rivelando in tutta la sua criticità, e questo non per i numeri, ma per la mancanza ancora oggi di una riorganizzazione del sistema sanitario. Intanto domani alle 10 alcuni genitori hanno organizzato una manifestazione pacifica davanti al comune di Cosenza per chiedere anche qui la chiusura delle scuole. La salute dei nostri figli al primo posto, dicono. Da un sondaggio di Open Calabria risulta che il 65% degli intervistati è a favore della zona rossa e ha paura del virus. Queste immagini che vi mostriamo sono state girate solo ieri sera intorno alle 18:30 nel cuore di Cosenza. Per strada non si vede nessuno, la gente ha paura del virus e la maggior parte è favorevole all'istituzione della zona rossa nella nostra regione, come conferma anche un sondaggio di Open Calabria. L'idea era di capire qual era la percezione del rischio da parte dei cittadini calabresi immediatamente dopo l'istituzione della zona rossa. Abbiamo quindi lanciato un sondaggio telematico su web, su internet, abbiamo raccolto moltissime adesioni in pochissimo tempo, diciamo il sondaggio è durato circa 48 ore e i risultati sono, come dire, abbastanza attesi nella loro, diciamo, drammaticità, perché per circa il 65% delle persone intervistate la zona rossa è un provvedimento, è stato un provvedimento come dire, giustificato. Giustificato da cosa? Evidentemente dalla paura, dalla percezione di vedere, diciamo, di vedere come dire, un contagio che sta diventando sempre più diffuso, e quindi il provvedimento della zona rossa evidentemente i calabresi percepiscono come un motivo per cautelarsi rispetto ai rischi anche di avere come dire, un sistema sanitario regionale sufficientemente, come dire, al di sotto degli standard necessari per garantire cure e attenzione a tutti coloro che ovviamente dovrebbero essere toccati dal virus. Questo è il primo risultato. L'altro risultato che noi abbiamo ottenuto in maniera abbastanza forte è la disaffezione nei confronti delle istituzioni. Quindi la gente da un lato considera legittimo il provvedimento, dall'altro lato però esprime assolutamente un parere rispetto a una bassa fiducia nei confronti del funzionamento delle istituzioni, in particolare di quella regionale. E questo si tratta evidentemente come dire, di una risposta largamente maggioritaria da parte degli intervistati, che fa riflettere soprattutto sulla capacità del nostro sistema istituzionale a far fronte ad un'emergenza. Parliamo adesso di povertà in crescita in Calabria. La Coldiretti fa sapere che Natale potrebbe essere con 4 milioni di poveri. Coldiretti disegna uno scenario preoccupante per le famiglie calabresi. A Natale ci saranno 4 milioni di poveri, il 14% solo nella nostra regione, come conferma il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto. Purtroppo sono dati che a noi ci vengono dati in funzione alle richieste che quotidianamente abbiamo da parte degli enti impegnati nel volontariato. E questi qua, proprio per il periodo sotto Natale, sotto le festività, ci chiedono un incremento di generi alimentari da dare in aiuto alle persone indigenti di ben oltre il 40%, e quindi questo ci porta a fare una stima di circa 4 milioni di poveri nel nostro paese. E la cifra ancora di più allarmante per noi calabresi è che il 14% di questi 4 milioni risiede proprio in Calabria. Purtroppo è un dato che abbiamo già lanciato sin dal primo lockdown, ma evidentemente da chi gestisce poi una serie di infrastrutture del paese
è stato tenuto sotto considerazione e d'altronde non potevamo avere risultati diversi se la cassa integrazione, se viene pagata con ritardo, ma ancora ad oggi ci risultano che migliaia e migliaia di lavoratori non hanno percepito un euro. Alle aziende non viene dato quasi nulla, se non bonus che possono definirsi delle piccole mance, tant'è che l'incremento di questo numero di nuovi poveri nel nostro paese è dovuto a gente che ha perso il lavoro, non è gente che da anni si trova in queste situazioni, è da gente che si affaccia in questa tragica realtà proprio sotto questo periodo, quindi persone che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti artigiani che hanno dovuto chiudere le proprie attività, e molti lavoratori che comunque riuscivano a sopravvivere con lavoro a tempo determinato, con attività esaltuarie, stagionali, oggi si ritrovano con il nulla. A tutto questo va sommata poi la rabbia dei non cittadini, soprattutto i cittadini calabresi, perché a nulla è valso il sacrificio che abbiamo fatto come cittadini ma come imprenditori, dove in maniera religiosa alle norme ci siamo adeguati, abbiamo rispettato tutti, le attività hanno investito in infrastrutture, in materiale sanitario, in nuovi modelli gestionali, cioè in molte attività, la maggior parte dei ristoranti si sono inventati un nuovo modello gestionale per poter far fronte a limitare la diffusione del virus. Il paradosso è che i dati in Calabria ci hanno dato ragione, tant'è che la Calabria è la regione con la minore percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati. Ciò nonostante però siamo stati declarati zona rossa. Evidentemente è questa che fa la rabbia anche a questi 4 milioni di nuovi poveri, e che evidentemente c'è una parte della società che non ha fatto il proprio dovere. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Chiusura brillante per le borse europee, spinte dagli ottimi risultati dei test sul vaccino anti-Covid di Pfizer. In un comunicato congiunto con BioNTech, Pfizer ha dichiarato che il vaccino è risultato efficace nel 90% dei casi nei test condotti su larga scala e prevedono di poter consegnare 50 milioni di dosi nel mondo entro quest'anno e 1,3 miliardi nel 2021. L'annuncio ha alimentato gli acquisti sugli asset rischiosi, aggiungendosi alla vittoria del candidato democratico nella corsa alla Casa Bianca. L'Unione Europea dovrebbe approvare oggi l'imposizione di dazi sui prodotti importati dagli USA per un valore di 4 miliardi di dollari, anche se il vicepresidente della Commissione Europea ha sottolineato che l'Unione è pronta a ritirare le tariffe se Washington farà lo stesso. In questo clima euforico il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi al rialzo del 5,4%, seduta in spolvero anche per il FTSE 100 di Londra a più 4,7%, il DAX di Francoforte a più 5%, il CAC 40 di Parigi a più 7,6% e l'Ibex 35 di Madrid a più 8,6%. Bene oltreoceano il Dow Jones a più 4%, l'S&P 500 a più 2,9%, il Nasdaq a più 1,2%. Nel frattempo sul Forex l'euro-dollaro scende a quota 1,181, mentre il dollaro yen risale a 105,6. Tra le materie prime balzano le quotazioni del greggio con il Brent a più 7,9% a 42,6 dollari e il VTI a più 8,8% a 40,4 dollari. In forte rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, in scia alle vendite sull'obbligazionario, con lo spread BTP Bund in area a 126 punti base e il rendimento del decennale italiano allo 0,76%. Tornando a Piazza Affari, sul FTSE MIB crolla Diasorin a meno 16,5%, mentre gli acquisti premiano soprattutto Leonardo a più 16,3%, Pirelli e Biper a più 14,2% e Unicredit a più 13,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo con le previsioni del tempo.
L'alta pressione è la protagonista assoluto di questo inizio settimana, che quindi anche sulla Calabria si presenterà stabile con pochissimi disturbi e temperature poco oltre le medie del periodo durante le ore diurne. Domani ancora cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui litorali crotonesi, su Vibonese e Reggino, ma senza fenomeni associati. Temperature stazionarie, fresche al mattino e nelle ore notturne su gran parte delle aree interne. Passiamo a mari e venti. Domani situazione analoga a quella di lunedì, con venti che soffieranno dai quadranti settentrionali moderati sullo Ionio, che si presenterà quindi mosso in corrispondenza dei bacini crotonesi, catanzaresi e reggini. Venti deboli di direzione variabile invece sul Tirreno, che sarà poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.